Avrebbe compiuto 16 anni a luglio, il giovane di origini nordafricane è morto annegato dopo essersi tuffato nel Gua. A dare l'allarme alcuni amici che stavano trascorrendo con lui un pomeriggio spensierato. Poi la tragedia, il ragazzo avrebbe deciso di farsi il bagno nella zona adiacente al vecchio mulino. Ad un tratto gli altri giovani non lo hanno più visto emergere. Hanno iniziato ad urlare, a chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero, i soccorritori fluviali da Verona con il gommone e le unità cinofile da Treviso e Verona, oltre ai sommozzatori del nucleo regionale arrivati da Venezia. Immediate le ricerche, poco distante da dove era stato visto l'ultima volta, i carabinieri hanno trovato le ciabatte e la bicicletta. Gli amici spaventati si erano allontanati, ma poi sono stati rintracciati dai militari dell'arma ed hanno raccontato di averlo visto mentre si tuffava, poi più nulla. Il corpo del giovane è stato localizzato sul fondale a circa 2 metri di profondità e trasportato a riva. Durante le operazioni erano presenti anche i carabinieri, il personale sanitario del SUEM 118 ed il sindaco di Zimella.